Esiste una maniera per misurare la crudeltà? Quando un delitto può essere considerato crudele? E che cosa vuol dire invece che un assassino ha agito con impeto? E le due parole, crudeltà e impeto, possono stare insieme nella sentenza di una giuria? Questa storia comincia nel primo pomeriggio di un giorno di inizio primavera, quando un uomo, con in braccio una bambina piccola, entra in un bar a lato di una strada che costeggia un bosco. Ha i pantaloni corti e una maglietta a mezze maniche. È sceso da un'auto, una Renault Scenic nera. Chiede del bagno, sembra agitato. Poi domanda a coloro che sono nel locale se per caso hanno visto una donna mora, di 28 anni. Dovrebbe essere entrata qui 40 minuti fa. E mia moglie doveva andare in bagno. Lui da quel momento non l'ha più vista, dice. Nel bar, però, non è entrata nessuna donna. È l'inizio della ricerca di una persona scomparsa che diventa, alcuni giorni dopo, l'indagine su un omicidio. I giudici daranno a quel femminicidio interpretazioni diverse, aggiungendo e escludendo l'aggravante della crudeltà, e cioè, secondo il punto 4 dell'articolo 61 del Codice Penale, l'aggravante di aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone. La Corte di Cassazione, in una sentenza, definì nel 2016 l'aggravante della crudeltà come contraddistinta da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. Cioè, in sostanza, quando l'assassino va oltre l'omicidio e vuole fare male, più male possibile. Ma in questa storia conterà molto anche la definizione di dolo d'impeto, quando il delitto viene commesso per una volontà improvvisa, quando cioè chi commette il reato agisce d'impulso. Viene considerato, ai fini processuali, come una forma meno grave contrapposta alla premeditazione, considerata invece un aggravante. Sono questioni giuridiche, tecniche, ma anche di interpretazione di come è accaduto un fatto, di che cosa l'ha causato, di che cosa c'è all'origine di un delitto. E sono interpretazioni che fanno la differenza per l'entità della condanna, di che cosa c'è all'origine di un delitto. Ma questa è anche la storia di una lunga serie di bugie, di come sia difficile mentire a lungo su tante cose, senza commettere errori. Di come sia vero che chi mente tende a caricare la propria storia di particolari eccessivi, che sarebbero in realtà inutili, perché è spesso in quei particolari che chi investiga trova un elemento, un appiglio, per far cadere un'impalcatura costruita con tante, troppe parole. Sigmund Freud disse: «Nessun mortale può mantenere un segreto. Se le labbra restano mute, parla con la punta delle dita». Certo, in un'indagine criminale non è così semplice distinguere cosa è vero da cosa non lo è. Però è un dato di fatto che oltre alle parole contano i gesti, la postura, il tono di voce, i silenzi, i movimenti degli occhi. Questa è anche la storia di due luoghi. Il primo è una collina sopra Ascoli, a 700 metri di altitudine. Un posto di pinete e di boschi, dove la gente d'estate va a fare i picnic, dove si portano i bambini a giocare sulle altalene. Si chiama Colle San Marco. È attraversato da una strada stretta, piena di curve. È in provincia di Ascoli Piceno e confina a sud con la provincia di Teramo. L'altro luogo si chiama Ripe di Civitella, a 600 metri di altezza. È sulla collina nel versante abruzzese, a quasi 20 chilometri da Colle San Marco. La provincia è quella di Teramo. È un posto dove si svolgono spesso esercitazioni militari. Questa è la storia di una famiglia che all'inizio, al di là di ogni logica, disse molte bugie per difendere immagine e reputazione. Alcuni media trasformarono la cronaca di un omicidio in una sorta di romanzo rosa e nero, andando alla ricerca di tradimenti, addirittura chiedendosi, in alcuni articoli, come una donna, la vittima, avesse contratto un'infezione vaginale. La caserma dove lavorava il marito della donna assassinata divenne nei titoli la caserma del sesso proibito o la caserma a luci rosse. Quella caserma venne descritta a un certo punto, per usare le parole allora utilizzate da alcuni giornali, come un bordello. All'interno però
erano avvenute cose gravi, che non potevano essere ridotte a titoli pruriginosi. Le notizie sulle indagini arrivarono regolarmente prima alla stampa e solo dopo agli avvocati delle persone coinvolte. Questa è la storia di un uomo che un giorno avrebbe dovuto essere contemporaneamente in due posti diversi, con due donne diverse e con le loro rispettive famiglie, seduto a due pranzi di Pasqua lontani uno dall'altro, trovandosi, così scrissero i giudici, in una strettoia emotiva. Ma è soprattutto la storia di una donna, Melania Rea, che il 18 aprile 2011 uscì di casa a Folignano, in provincia di Ascoli, con il marito e la figlia di 18 mesi, per andare a fare una gita a Colle San Marco. E poi scomparve. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. «18 aprile 2011. È un lunedì. Alle 15:25 circa l'uomo in pantaloni corti e maglietta entra nel ristorante Bar Tabacchi Il Cacciatore, noto anche come da Segà, sul Colle San Marco, a 20 minuti circa da Ascoli Piceno. Dentro c'è poca gente, qualcuno che gioca a carte, un ciclista che si è fermato per dissetarsi. L'uomo dimostra 30 anni, è alto, atletico. Ha in braccio la figlia, Vittoria, di 18 mesi. Va in bagno, esce. Chiede se qualcuno ha visto sua moglie. Spiega, eravamo alle altalene con la bambina, poi lei si è allontanata. Doveva andare in bagno. Le avevo chiesto anche di portarmi un caffè. Ma quanto tempo è passato? Chiede la titolare del bar. Forse 40 minuti, risponde lui. La donna chiede, ma ha provato a telefonarle? Sì, un quarto d'ora fa ho provato 2 volte, ma niente. Ho chiesto anche al signore del chiosco qui vicino, ma non l'ha vista. Le persone all'interno del bar escono, iniziano a cercare lì attorno. L'uomo lascia la bambina alla signora del bar, prende l'auto e percorre avanti e indietro un tratto di strada. L'aveva già fatto prima, dirà più tardi. Quando torna è la titolare del locale a dire «chiamiamo i carabinieri». L'uomo dà il suo telefono alla donna e torna in bagno. Ecco la prima parte della telefonata. 112 nuove, buonasera. Buonasera, sento, sono la signora qui al ristorante Il Cacciatore a Colle San Marco, il bar, Segà. Sì. C'è un signore qui che la moglie si è allontanata da circa un'ora e non la ritrova. Il marito dov'è adesso? Prendo il bagno, la lascia da strada. L'uomo esce dal bagno. La titolare del bar gli passa il telefono. Lui parla a stento. Il carabiniere gli chiede «come si chiama sua moglie?» «Rea Carmela», risponde lui. «E il suo nome qual è?» Parolisi Salvatore, 33 anni, residente a Folignano, caporal maggiore del 235° Reggimento Piceno, di stanza presso la caserma Clementi. Poi il carabiniere cerca di capire che cosa sia successo. Ma sua moglie com'era prima di allontanarsi? Era tranquilla? Sì, in poche parole io stavo giocando con la bambina là alle altalene. Sì. E poi gli ho detto devo andare in bagno. Il carabiniere chiede com'è sua moglie? È bruna, alta. I capelli come sono? Mossi, lisci. Lisci li ha. Lunghi li ha. Come vestiva? C'aveva un jeans chiaro e c'aveva un giubbetto blu. Insomma, ecopelle della Pinco. L'aveva comprato.
C'aveva la maglietta nera. Scarpe? Le scarpe. Non mi ricordo che cazzo scarpe aveva. Boh, i Virgin, boh. Il carabiniere chiude la telefonata, dice arriviamo. Arrivano i carabinieri. Nel verbale di quella sera annotano l'evidente stato di agitazione del denunciante che presentava vari reflussi gastrici. In pratica ruttava e in alcuni casi interrompeva le parole che pronunciava. Chiedono all'uomo, ma scusi, perché l'ha cercata addirittura dopo 40 minuti se si era allontanata solo per andare in bagno? L'uomo risponde, giocavo con la bambina, non mi sono reso conto del tempo che passava. Avevate litigato? Ma che, andiamo d'amore d'accordo. È la frase che ripeteranno in molti da quel momento. Diventerà quasi uno slogan. Andavano d'amore e d'accordo. Iniziano gli accertamenti. Innanzitutto sulla persona scomparsa e su chi sta denunciando la scomparsa. Lui, Salvatore Parolisi, è nato a Frattamaggiore, nel napoletano. È istruttore di reclute donne e ha una specializzazione in topografia. Da tempo è alla caserma Clementi di Ascoli, in un RAV, Reggimenti Addestramento Volontari. Ogni 3 mesi arrivano in caserma nuove reclute. Erano i cosiddetti VFP, Volontari in ferma prefissata. In quell'anno, il 2011, potevano essere VFP1, conferma di 1 anno, o VFP4, conferma di 4 anni. Accedevano e accedono ancora oggi all'addestramento attraverso un bando. Dal 2022 i VF1 e i VF4 sono stati sostituiti dalle denominazioni VFI, cioè volontari in ferma iniziale, e VFT, volontari in ferma triennale. I volontari ricevono una paga di circa 1.100 euro al mese. Per chi è negli alpini ci sono 50 euro in più. La durata dell'addestramento è di 6 settimane. Ci sono prove di educazione fisica, test intermedi e finali su materie militari e prove pratiche. Poi vengono svolte altre 8 settimane di preparazione al combattimento. Una volta terminato il periodo dei 12 mesi, la volontaria o il volontario può partecipare ai concorsi per la ferma triennale. Può anche usufruire di una riserva di posti per l'accesso all'Accademia Militare di Modena, alla carriera iniziale nelle forze di polizia ad ordinamento militare e civile o al corpo militare della Croce Rossa. Ai volontari in ferma prefissata sono riservati il 30% di posti nelle assunzioni delle pubbliche amministrazioni, il 20% di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale, il 50% dei posti per l'immissione, tramite concorso, ai ruoli civili del personale non dirigente della difesa. Salvatore Parolisi si occupava di questo, di addestrare le volontarie della caserma Clementi. Prima di sposarsi aveva partecipato a missioni in Kosovo, poi in Afghanistan. La donna scomparsa si chiama Carmela Rea, la chiamano tutti Melania. È lei che vuole farsi chiamare così. Ha 29 anni, il padre è un ex militare di carriera dell'aeronautica. Ha sempre vissuto a Somma Vesuviana. Dopo il matrimonio ha seguito il marito. Hanno trovato casa a Folignano, a meno di 10 chilometri da Ascoli. Non ha un impiego, sta a casa e si occupa della bambina. Le ricerche iniziano intorno al ristorante da Segà, poi si allargano. Vengono fatti accertamenti sul telefono della donna. È un Samsung, gestore Wind. Ha agganciato, prima di essere spento, la cella di Civitella del Tronto, un'area ampia che copre anche una zona ristretta di Colle San Marco. Un'amica della donna, Sonia Viviani, dice di averla chiamata 2 volte intorno alle 15, senza ricevere risposta. Sonia Viviani arriva a Colle San Marco. Arriva anche una coppia di amici di Salvatore Parolisi e Carmela Rea, Raffaele Paciolla, agente di polizia penitenziaria, e sua moglie Stefania. Vengono avvertiti i genitori della donna. Il padre e il fratello partono da Somma Vesuviana. A Colle San Marco arriva anche l'unità cinofila. Un istruttore con un cane di Sant'Uberto, di 14 anni, è specializzato nella ricerca di persone vive. Al cane vengono fatti annusare un lucidalabbra, un rimmel e un mazzo di chiavi appartenenti alla donna scomparsa.
Lui fa un giro su se stesso, poi inizia a seguire la strada asfaltata. Ignora sia l'area delle altalene sia il Bar Segà e si ferma vicino al monumento dei caduti partigiani. Poi inizia a seguire alcuni sentieri. In pratica, gira a vuoto. Quella sera, Salvatore Parolisi viene ascoltato nella caserma dei carabinieri. Dice che quel giorno era di riposo. In mattinata, lui e la moglie hanno accompagnato la bambina da un fisiatra all'ospedale civile di Ascoli Piceno. Poi hanno fatto un po' di spesa all'Iper Simpli, vicino allo stadio, e al Morris, verso le 11. Una telecamera conferma il racconto. Quindi, continua Salvatore Parolisi, abbiamo lasciato a casa la spesa e siamo andati alla clinica San Marco, dove Melania è stata visitata per un problema di ernia inguinale. Dopo pranzo mia moglie mi ha proposto di andare a prendere un po' di sole al pianoro di Colle San Marco. C'eravate già stati? Chiedono i carabinieri. Sì, risponde Parolisi, 2 o 3 volte, l'ultima una decina di giorni fa. Le indagini accerteranno che erano stati lì in effetti 8 giorni prima. Poi di nuovo la domanda: c'erano litigi tra voi? La risposta di Parolisi è questa, riportata dai verbali. Non abbiamo cattivi rapporti con nessuno, né ad Ascoli Piceno né a Somma Vesuviana, dove vivono i miei suoceri, né a Frattamaggiore, dove sono i miei genitori. Ciò che dice Parolisi sul rapporto con la moglie ha una notevole importanza per lo sviluppo delle indagini. Quella sera, le amiche di Melania Rea fanno notare che la bambina è senza ciuccio, che non c'è la borraccia con il beccuccio da cui di solito beve, che non ha un ricambio ma solo un gilet. Melania Rea era precisa, non avrebbe mai lasciato quelle cose a casa, dicono. E non ci sono nemmeno le sigarette, le aveva sempre con sé. Quella notte, a casa di Parolisi Rea, si fermano i genitori e il fratello della donna. Una vicina dirà poi di aver sentito all'alba il rumore della lavatrice. Non ci sarà però nessuna conferma. Quella lavatrice verrà poi regalata da Parolisi a fratello e dopo qualche settimana verrà fatta demolire. Il giorno dopo il padre e fratello di Melania Rea lanciano un appello in televisione. Melania, noi ti aspettiamo tutto. Tu sai che c'hai una bambina di 18 mesi che cerca la mamma. Chiedo anche chi l'abbia vista anche al di fuori di questo territorio di farci sapere al più presto qualcosa. Il padre di Melania Rea dirà nei giorni successivi ai carabinieri che la notte tra 18 e 19 aprile, dopo il colloquio in caserma, aveva visto Salvatore rientrare in casa con un trolley nero. Anche l'amico Raffaele Paciolla parlerà di un trolley. Michele, fratello di Melania, confermerà. I carabinieri però non diedero alla cosa nessuna importanza. Chiesero a Parolisi che cosa ci fosse in quella valigia e lui disse che era quella già preparata per le vacanze di Pasqua, da trascorrere a Somma Vesuviana, in casa della famiglia della moglie. Molti mesi più tardi vennero fatte perquisizioni per cercare quella valigia, sia a casa di Parolisi, sia a casa dei suoi genitori, ma venne trovato solo un borsone che, disse l'uomo, aveva usato il 23 aprile per portare dei vestiti di Melania ai genitori. Torniamo al 19 aprile. Le ricerche stanno continuando. Viene sentito il padre di Melania Rea. I carabinieri chiedono: tutto bene tra sua figlia e il marito? Qualche malumore? Lui risponde: ma quando mai? Una vita tranquilla, senza nubi. Lo stesso dice l'amico della coppia, Raffaele Paciolla, che ripete ancora la frase: andavano d'amore d'accordo. Anche le amiche di Melania sono concordi. Nessun problema. Le ricerche si allargano. Le trasmissioni televisive ricordano la storia di Rossella Goffo, funzionaria della prefettura di Ancona scomparsa il 4 maggio 2010, meno di un anno prima della sparizione di Melania Rea. Il suo corpo venne ritrovato mesi dopo, il 5 gennaio 2011, sotto uno strato di terra proprio a Colle San Marco, non distante dal luogo dove si svolgono le ricerche di Melania Rea. Per l'omicidio di Rossella Goffo nel 2015 è stata condannata in via definitiva a 15 anni di carcere Alvaro Binni, ex funzionario della questura di Ancona con cui la donna aveva avuto una relazione. Quando scomparve Melania Rea, però la soluzione del caso era ancora lontana.
Il 19 aprile Alfredo Ranelli, proprietario del chiosco vicino al ristorante Bar Tabacchi, il cacciatore da Segà, parla più volte con i carabinieri. Il giorno della scomparsa, il 18 aprile, dice di aver aperto il chiosco tra le 14.30 e le 14.45 e di aver visto, dopo circa un quarto d'ora, mentre sistemava i tavolini, una coppia con un bambino. Non sa dire se era un bambino o una bambina, vicino alle altalene. Poi afferma che verso le 15.30, e questa è esattamente la sua deposizione, si ferma davanti al chiosco un'autovettura con a bordo un uomo che riconoscevo per quello che avevo notato poco prima nel parco giochi, che mi domandava se avevo visto una donna. Il giorno dopo dice, sempre a verbale: ho visto che nei pressi dell'altalena c'era una famiglia composta da un papà, una mamma e un bambino. L'uomo indossava dei pantaloncini corti, nonostante la giornata non fosse proprio calda. La videocamera del chiosco inquadra Alfredo Ranelli che arriva in auto davanti al chiosco. Sono le 14.50. I carabinieri però accerteranno che l'orologio della videocamera è indietro di 5 minuti e 5 secondi. Quindi l'ora di arrivo va spostata alle 14.55. Ranelli sistema i tavoli 10 minuti, un quarto d'ora dopo. È a quel punto che dice di vedere la famiglia. Però a quell'ora, secondo Parolisi, la moglie era già scomparsa. L'amica Sonia Viviani aveva chiamato Melania Rea alle 14.53 e alle 14.56 e lei non aveva risposto. Alfredo Ranelli sarà l'unico a dire di aver visto Melania Rea, Salvatore Parolisi e Vittoria Parolisi quel giorno a Colle San Marco. La sua testimonianza verrà giudicata dagli investigatori non attendibile, ma sarà al centro di forti discussioni tra accusa e difesa in tribunale, alcuni mesi dopo. Il 20 aprile, 2 giorni dopo la scomparsa, alle ore 16, al 113, arriva questa telefonata. Buonasera. Buonasera, telefono per denunciare una cosa. Prego, dica, da dove sta chiamando lei? Teramo dove? Teramo stazione. Ascolti, a Ripe, chiosco della Pineta. A Ripe dove? Ripe di Civitella? Sì, chiosco della Pineta. Non so come te ne venga, ma ci sta un corpo per terra. C'è un corpo per terra? Sì. Dentro al chiosco? No, poi, io stavo facendo una camminata. Ciao. Prego. Pronto? L'uomo dice: a Ripe di Civitella c'è un corpo per terra. C'è un corpo per terra. Poi dice ciao e mette giù il telefono. La chiamata è arrivata da un telefono pubblico che si trova alla stazione di Teramo. Non è mai stato identificato che abbia fatto quella telefonata. Ripe di Civitella è a circa 20 minuti da Colle San Marco. L'informazione data da chi ha telefonato è vera. C'è un corpo. È quello di Melania Rea. È stata trovata morta Melania Rea, la donna scomparsa mentre era in gita con la famiglia 2 giorni fa. Questa è la descrizione di come il corpo venne trovato. Chi non vuole ascoltarla può andare avanti di 45 secondi. Il corpo si trova nel Bosco delle Casermette, a Ripe di Civitella. È in posizione supina. È su un terreno pieno di aghi di pino vicino a un chiosco, che però in quella stagione è chiuso. Ha molto sangue sul collo. Sul corpo ci sono ferite da punta e taglio. Melania Rea ha jeans, collante e slip abbassati fino alle ginocchia. Ha una siringa da insulina, priva del contenuto, infilzata all'altezza del cuore. Sull'addome è stata incisa una sorta di X. Sulla coscia sinistra una svastica. A destra una specie di grata a linee orizzontali e verticali. Qualcuno, tra i carabinieri arrivati sul posto, dice: è un rituale. I giornali, il giorno successivo, parlano di killer della Frangetta perché sia Melania Rea sia Rossella Goffo, trovata morta a Colle San Marco nel gennaio di quell'anno, portavano la frangia. Nei titoli delle trasmissioni televisive, il luogo dove è stato ritrovato il corpo diventa inevitabilmente la collina dei misteri o degli orrori.
il racconto dei fatti passa in secondo piano rispetto alla ricerca di presunte relazioni extraconiugali della donna. Si ipotizza l'esistenza di amanti respinti. Alcuni giornalisti fanno al marito Salvatore Parolisi questa domanda: ma sua moglie aveva degli spasimanti? Dice Giulia Siviero, giornalista del Post e femminista. Molto spesso, quando i giornali si occupano di violenza maschile contro le donne, riproducono e legittimano quella violenza attraverso le parole che la raccontano. Associano ad esempio il femminicidio all'amore, assecondando il fatto che la violenza possa far parte di una relazione, e trasformano il tutto in una specie di favola nera. Nel caso di Rea si parla ad esempio di triangolo amoroso. Si va poi alla ricerca di un movente che giustifichi l'atto, per cui la violenza non sembra essere un'azione, ma una reazione, una conseguenza delle scelte che ha fatto chi quella stessa violenza l'ha subita. È poi l'unico reato per cui si assume il punto di vista di chi l'ha commesso e su quel punto di vista si costruiscono interi articoli. Di Melania Rea si parlò come della donna del soldato, di una donna dunque che è proprietà di qualcuno, che ne può disporre come vuole e che può anche arrivare a eliminarla fisicamente come un oggetto che non serve più o che è di intralcio. Infine si racconta il femminicidio come l'esito di un raptus o di una patologia. Si mostrifica l'aggressore, si dice che era malato e si suggerisce dunque che ci sia una straordinarietà nel fenomeno che invece è strutturale. Per le Nazioni Unite al mondo ci sono più di 5 femminicidi ogni ora almeno. Ci fu all'inizio una disputa sulla competenza. Ripe di Civitella in provincia di Teramo, ma la scomparsa era avvenuta in provincia di Ascoli Piceno, la cui procura aveva già aperto un fascicolo. Le due procure poi collaborarono. A Melania Rea erano state date 32 coltellate. Il medico legale parlò di tentativo di sgozzamento. La maggior parte delle ferite era stata provocata da un coltello di piccole dimensioni, un coltellino. L'arma non è mai stata trovata. Altre ferite erano state inferte con un oggetto contundente a punta smussata, forse un cacciavite a stella. Quelle ferite, si scoprirà con l'autopsia, erano state inferte dopo, forse 1 o 2 giorni più tardi rispetto a quelle date con il coltello. Melania Rea è morta dissanguata. L'assassino l'ha lasciata agonizzante ma ancora in vita. Il primo esame del medico legale non riesce a dare un'indicazione accettabile sull'ora della morte, che comunque è avvenuta, secondo il medico, il 18 aprile, il giorno stesso della scomparsa. Solo che viene indicata una forbice di 3 o 4 ore. È una forbice troppo ampia. Viene così chiesto un supplemento di indagine. La stampa inizia a riportare ipotesi che trapelano in qualche modo dalla procura oppure dai carabinieri. Si dice che Melania Rea è stata uccisa altrove e poi portata a Ripe di Civitella. Viene escluso subito la rapina. La vittima, quando viene trovata, indossa orologio, orecchini di madreperla, un braccialetto con inciso il nome Salvatore, una catenina d'oro con dei ciondoli. Su uno è scritto: «Con te sarà sempre un nuovo giorno d'amore». I tecnici del RIS, reparto di investigazioni scientifiche dei carabinieri, trovano nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo macchie di sangue che in gergo tecnico vengono chiamate cast off, cioè macchie che vengono proiettate dall'arma, in questo caso presumibilmente il coltellino, dopo aver colpito la vittima. Vicino al corpo è stato trovato il telefonino di Melania Rea, poco distante un anello. In una conferenza stampa il colonnello dei carabinieri Alessandro Patrizio dice che la scena del delitto è una messa in scena naif. Parla di scena alternativa. Nelle trasmissioni televisive vengono, come avviene sempre, formulate ipotesi senza che ci sia ancora alcun elemento concreto nelle indagini. Lo psichiatra Alessandro Meluzzi dice con certezza che a uccidere è stata una mano femminile. È stata una donna, dice. Si scopre che il 18 aprile, nel poligono di Casermette, cioè nell'area vicina a Ripe di Civitella, c'è stata un'esercitazione di tiro. Lungo il perimetro del poligono erano state messe alcune sentinelle, come avveniva sempre, per la salvaguardia dei civili. La sentinella sulla strada che porta al chiosco di Ripe di Civitella non ricorda di aver visto nessuno. Parla, ma vagamente, di una Volkswagen Golf. In quella zona avvengono spesso esercitazioni militari. C'è stato più volte anche Salvatore Parolisi. In procura ad Ascoli
viene data indicazione ai carabinieri di indagare sulla famiglia, sulla vita della coppia. Non è un caso, è una scelta ovvia e consueta nei casi di assassinio. Gli omicidi in Italia, negli anni, sono diminuiti in maniera molto rilevante. Nel 1991, anno con il record negativo a partire dagli anni 80, ce ne furono 1916. Secondo i dati Istat, nel 2021, cioè 30 anni dopo, sono stati 303, 184 uomini e 119 donne. Il calo è quindi dell'84% in 30 anni. Dei 303 delitti, le persone uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono state 139, il 45,9% del totale, 39 uomini e 100 donne. Il 58,8% delle donne uccise è vittima di un partner o di un ex partner, ed è da questi dati che inizia qualsiasi indagine su un omicidio. Comincia da qui anche l'indagine sull'omicidio di Melania Rea. Vengono sentiti nuovamente i familiari e gli amici. La madre di Melania Rea parla di armonia perfetta tra la figlia e il marito. Dice: quando venivano a Somma si scambiavano in continuazione bacetti e carezze, si tenevano per mano, non si appiccicavano mai, e cioè non litigavano mai. Il padre dice ai carabinieri: quando gli ho dato mia figlia gli ho detto comportati bene, se no... La rappresentazione andava in scena anche negli studi televisivi dove comparivano i familiari di Melania Rea e gli amici della coppia. Umberto Monti, il magistrato della procura di Ascoli che coordina le indagini, ha dato intanto mandato di effettuare intercettazioni telefoniche ambientali. Tra le persone intercettate c'è anche Salvatore Parolisi. Il telefono cellulare viene messo sotto controllo e cimici vengono posizionati in casa e nella sua auto. Le indagini coinvolgono la caserma Clementi, dove Parolisi è istruttore. Lo fanno all'inizio con estrema cautela. Si tratta di militari che devono indagare in un'istituzione militare. C'è poi un fatto strano che il pubblico ministero che indaga i carabinieri hanno saputo. La sera del 20 aprile, quella del rinvenimento del corpo della donna, a casa Parolisi sono andati il colonnello Ciro Annichiarico, amico di Parolisi e comandante del reggimento Piceno, e Raffaele Paciolla. Con loro c'è Michele Rea, il fratello di Melania. Parolisi dice ai tre: e pensare che 15 giorni fa, il 26 marzo mi pare, siamo stati proprio lì, dove l'hanno trovata. Cercavamo l'albero della cuccagna da addobbare per Pasqua. Mentre Vittoria dormiva in auto, ci siamo messi con Melania dietro al chiosco e abbiamo fatto l'amore, proprio dove l'hanno trovata. Quel racconto colpirà molto chi conduce le indagini. Non si può giudicare come reagisce chi subisce un dolore inimmaginabile, e quel giorno Salvatore Parolisi l'ha vissuto. Le reazioni non possono essere catalogate, ognuno reagisce a suo modo. Però il dato che colpisce gli inquirenti è che nei giorni attorno al 26 marzo le temperature nell'Ascolano erano rigidissime e a terra c'era ancora la neve. Durante un interrogatorio condotto a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, dove Salvatore aveva raggiunto i suoi genitori, il capitano Romberto D'Ortona, in trasferta nella località campana, chiese a Parolisi: ma quel giorno davvero avete fatto l'amore lasciando la bambina in auto? Sì, ma dormiva, perché me lo chiede? Per capire le tue abitudini, dice D'Ortona, e comunque io non credo che abbiate fatto l'amore lì, perché a marzo c'era ancora la neve e nessuno va a fare l'amore sulla neve. A fine marzo non c'era neve, disse Parolisi, ma faceva freddo. Comunque andiamo avanti, dice D'Ortona. Il dubbio dell'inquirente è che Parolisi abbia raccontato quella storia per giustificare eventuali altre tracce che si sarebbero potute trovare dietro al chiosco di Ripe di Civitella. Resterà comunque una questione mai chiarita. Intanto, dalle indagini nella caserma è emerso altro. Storie più o meno rilevanti tra Salvatore Parolisi e allieve. Una di queste storie è stata, dicono alcuni militari in caserma, piuttosto importante. È una storia che va avanti da tempo. Qui non faremo il nome della persona coinvolta. Era una ragazza, allieva per alcuni mesi della caserma Clementi e poi di stanza altrove. Venne totalmente escluso qualsiasi suo coinvolgimento penale. Questo non impedì che la sua vita venisse sezionata dai media istante dopo istante. Fu insultata e offesa
soprattutto sui social network, senza che, va ripetuto, fosse minimamente coinvolta a livello penale. Nel corso delle consuete trasmissioni televisive le fu imputato di non aver dimostrato nessun dolore per la morte di Melania Rea, di essere concentrata solo sul suo rapporto con Salvatore Parolisi. Su di lei vennero dati giudizi esclusivamente morali. I giornali riportarono il testo dei messaggi che lei e Parolisi si erano scambiati, anche messaggi del tutto irrilevanti al fine delle indagini. Quella ragazza venne condannata dai media senza che avesse commesso nessun reato. Non riporteremo, se non per alcuni spunti fondamentali per le indagini, i messaggi che si scambiavano quotidianamente lei e Parolisi. In 2 anni tra l'istruttore e l'ex allieva ci furono 5.000 telefonate e furono scambiati 4.000 messaggi, molti dei quali attraverso un profilo Facebook che Parolisi aveva aperto con l'account Vecchio Alpino. Questo solo per indicare che il rapporto tra i due era solido, costante e durava da molto. Melania Rea era a conoscenza dell'esistenza della ragazza. Lo aveva saputo in maniera banale. Parolisi, per parlare con l'allieva, usava un altro cellulare, uno dedicato solo a quello scopo. Un giorno, per sbaglio, usò quel cellulare per chiamare la moglie. Melania Rea cercò poi quel telefono, lo trovò e chiamò la ragazza. Tra le 2 donne ci furono 2 colloqui, non sereni. Il fatto è che di quella storia sapevano in molti. Ne erano a conoscenza i genitori e il fratello di Melania Rea. Solo che anche dopo la morte della figlia non volevano che si sapesse. Ecco come Salvatore Parolisi spiegò la cosa al magistrato che indagava sul delitto. Non dovevo parlare della ragazza, dovevo tenerla fuori. C'era un patto, era un patto con Irea, con mio suocero in particolare. Non voleva assolutamente che si sapesse che avevo tradito Melania. Per salvare le apparenze, loro sono una famiglia all'antica. Il signor Rea è stato molto duro su questo punto, non se ne doveva parlare. Quindi il patto Rea, come lo chiamò Parolisi, imponeva che della relazione tra Salvatore e l'ex allieva non si dovesse parlare. Ecco cosa dice Luca Steffenoni, giornalista e criminologo, autore del libro Melania Rea, l'assassino alle spalle. Ma io credo che questo rientri, cioè ci sono fatte molte tesi, anche alcune complottiste, come non mancano mai, no? Le versioni complottiste così in questi casi, legando il rapporto con la famiglia, elementi ricattatori, naturalmente è venuto fuori qualcuno che diceva che insomma che il rapporto tra il Parolisi e il papà di Melania, il fratello di Melania, fosse di sudditanza e di paura, ma anche un po' sottoposto come dire, a ricatto. Secondo me invece la cosa è molto più semplice, rientra in quel tipo di cultura familiare nelle quali i panni sporchi si lavano in famiglia. Tutti hanno mentito. Ha mentito soprattutto Salvatore Parolisi. In un primo momento comunque minimizza. Dice che la storia con la ragazza non aveva avuto nessuna importanza e che lui era intenzionato a chiuderla, anche se ancora non lo aveva fatto. Il fatto è che gli inquirenti iniziano a pensare che l'uomo menta su un sacco di cose. Distinguere verità e menzogne durante un interrogatorio non è facile, non è, per intenderci, come nei film. In Italia non sono ammessi strumenti come la macchina della verità a cui, per esempio, vengono spesso sottoposti gli indagati negli Stati Uniti. Ricordiamo comunque che Salvatore Parolisi in quel momento non era indagato. Non vengono utilizzati quegli strumenti perché non sono considerati affidabili. Spiega Isabella Merzagora, psicologa, criminologa e docente. Sgombriamo subito il campo invece di una cosa che potrebbe essere importante, e cioè chi plaude, si fida, eccetera, dei vari sistemi di lie detector, insomma, poi ce ne sono di più vecchiotti, ce ne sono di più raffinati, diciamo così. Sgombro il campo perché appunto c'è fiducia quasi miracolistica, no, in questi sistemi. In realtà si basano tutti, più o meno raffinati che siano, sulle reazioni neurovegetative e anche sulla latenza, perché l'idea è quella che noi per raccontare bugie abbiamo bisogno di un po' più di tempo, parlando proprio di tempo neurologico.
Oppure perché noi, se si mente, ci vengono sudori alle mani piuttosto che tremori, eccetera. Allora, questo sarà anche vero, però questo significa che i sistemi premiano i bugiardi incatiti, penalizzano gli ansiosi, perché non so lei, ma se a me chiedono se ho ammazzato qualcuno, un po' mi agito. Premiano di nuovo i mentitori patologici, perché loro non riconoscono che stanno mentendo. Allora, quindi sgombriamo il campo da quello che non è vero, che è la panacea universale. Ecco. Negli Stati Uniti, invece, su questi strumenti si fa molto affidamento. E può darsi che sia una sorta di scientismo, di fiducia un po' acritica magari, in mezzi, sì, certo, meno artigianali, se vogliamo, del colloquio, che appunto passano per più scientifici. Secondo me sono solo più pericolosi. La domanda che si fanno procuratore e carabinieri di Ascoli è semplice. Salvatore Parolisi ha mentito solo sul suo rapporto con l'ex allieva o mente anche su altro? Che menta sul rapporto con l'ex allieva viene dato ormai come acquisito, ma questo non è certo un reato. Nei giorni successivi alla morte di Melania, Parolisi ha mandato più messaggi alla ragazza chiedendole di eliminare tutte le loro conversazioni. Dirà poi che lo aveva fatto per proteggerla, per tenerla fuori da ciò che stava succedendo. Il fatto che Parolisi sia una persona che mente sulla sua vita non vuol dire certo che sia un assassino. Però quasi inevitabilmente le attenzioni della procura di Ascoli si concentrano su di lui. Nessuno nei primi giorni ha pensato di sequestrare i vestiti dell'uomo per cercare eventuali tracce. I vestiti vengono sequestrati più avanti in 3 diverse riprese: 19 maggio, 4 agosto e 23 agosto. Anche l'auto non è stata esaminata, è stata solo perquisita sommariamente e all'interno sono state piazzate le cimici per ascoltare eventuali conversazioni di Parolisi. Al momento della perquisizione, comunque nell'auto sono state individuate 3 minuscole macchie, che però non sono state analizzate. Solo il 21 giugno l'auto verrà sequestrata e affidata al RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche, ma a quel punto l'interno e l'esterno sono stati già abbondantemente lavati. Gli inquirenti intanto intensificano gli interrogatori di Parolisi. In procura si è presentato un ragazzo, uno studente dell'Istituto Tecnico per Geometri Umberto I di Ascoli. Il 18 aprile era, con alcuni compagni, su Colle San Marco. Erano lì fin dal mattino, dice, perché a scuola c'era autogestione. Avevano giocato a pallone, avevano preso i gelati e il caffè nel bar da Segà. Alle 15:15 aveva scattato alcune foto con il telefonino. Aveva inquadrato i compagni che giochicchiavano. Il telefonino aveva inquadrato anche l'area giochi, quella delle altalene, quella dove, secondo il racconto di Parolisi, proprio a quell'ora lui stava giocando con la figlia Vittoria. Nelle foto scattate dal ragazzo con il telefonino, però, nell'area giochi non si vedeva assolutamente nessuno. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sull'omicidio di Melania Rea, avvenuto il 18 aprile 2011. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Prima di chiudere la prima parte di questa storia, vi racconto una novità che riguarda questo podcast. Il 10 luglio, tra pochi giorni, uscirà una puntata speciale di indagini che racconterà una grande storia un po' diversa da quelle che vi racconto ogni primo del mese. La puntata speciale sarà disponibile per le persone abbonate al Post. Sarà un modo per ringraziarle, perché è il loro aiuto che permette al Post di esserci, fare indagini e fare sempre di più. Se vuoi ascoltare la puntata speciale e contribuire al lavoro che facciamo al Post, puoi abbonarti anche tu. È spiegato come nella descrizione di questa puntata. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.